caso del nuotatore trevigiano ferito a Roma, in un video gli istanti drammatici del ferimento. Intanto ieri sera l'arresto dei suoi aggressori che hanno ammesso di aver sparato per errore a lui. Omicidio-suicidio di Asiago, fondamentali saranno gli esiti degli esami istologici e tossicologici. Intanto non si esclude che marito e moglie possano essere stati soffocati. La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia del Veneto per avere più risorse da gestire nel territorio e alleggerire anche la parte burocratica. Nuova udienza in aula bunker a Mestre del processo Banca Popolare di Vicenza. Un pool di legali chiede con un'istanza che Banca Italia e Consob siedano nel banco degli imputati e non tra le parti civili. Il caso del comune di Rovigo è ancora senza giunta dopo la decisione del sindaco di licenziare tutti gli assessori. Il primo cittadino ha annunciato entro la settimana prossima verrà formata la nuova squadra. Un ponticello che colleghi l'azienda ad un parco per permettere ai dipendenti di trascorrere un po' di tempo all'aperto. L'idea è venuta ad un imprenditore trevigiano. La mia terra, progetto culturale e musicale per sostenere le montagne bellunesi devastate dal maltempo, concerto a Treviso e tra i boschi di Faicade. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano il caso del nuotatore trevigiano ferito a Roma. Ieri sera l'arresto dei suoi aggressori che hanno ammesso di aver sparato per errore a lui. L'obiettivo era un altro. In un video gli istanti drammatici del ferimento. Scena di vita qualsiasi, due ragazzi davanti a un distributore di sigarette, la luce che ne illumina i volti, poi, come nel peggiore degli incubi, sentono qualcosa, qualcuno, si voltano e lui improvvisamente si accascia. In un video di cui è entrata in possesso l'agenzia di stampa ANSA, gli istanti dello sparo a Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano ferito a Roma sabato sera. Come per la vita di Manuel, passato dal sogno di andare alle Olimpiadi al dramma di non poter più camminare, in un istante anche nel video tutto cambia e dalla normalità si sfiora la tragedia. I suoi aggressori sono da ieri sera in isolamento nel carcere di Regina Coeli a Roma, accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, questi i loro nomi, compariranno domani davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Hanno ammesso di aver sparato a Manuel per errore. Pioveva, era buio, aveva il cappuccio alzato, hanno detto agli investigatori della squadra omicidi, anche se il video racconta un'altra verità. Il cappuccio lo indossava Martina, la ragazza del 19enne trevigiano, che era invece a capo scoperto. Non indossava neppure un berretto, ma quando si è voltato, richiamato dalle urla dei due in scooter, non ha avuto il tempo di farsi riconoscere, colpito a bruciapelo al petto. La fidanzata cerca di soccorrerlo, chiama l'ambulanza, si vedono arrivare due poliziotti già presenti in piazza Eschilo quella sera all'Axa per essere intervenuti poco prima per una rissa al pub, quella in cui sono rimasti coinvolti anche Marinelli e Bazzano, tornati a casa a prendere la pistola per regolare i conti con quelli con cui hanno poco prima fatto a botte, ma colpendo il bersaglio sbagliato. Ed ora le ultime novità sul caso dell'omicidio-suicidio di Asiago, fondamentali per chiarire quello che è accaduto nella casa degli orrori saranno gli esiti degli esami istologici e tossicologici. Sentiamo. Si dovranno aspettare almeno 15 giorni per avere i risultati degli esami istologici e tossicologici sui campioni di tessuti prelevati durante le autopsie sui corpi di Silvia Marzaro e dei genitori Italo e Ubaldina, risultati che saranno indispensabili agli inquirenti per far luce sulla vicenda dell'omicidio-suicidio di Asiago, un caso tutt'altro che scontato, tant'è che nelle ultime ore si è fatta strada una nuova ipotesi investigativa. I due anziani coniugi potrebbero essere stati soffocati con un cuscino o addirittura con le mani da parte della figlia. Intorno alla bocca, infatti, ci sono segni di violenza. Italo e Ubaldina sono stati costretti con la forza a ingoiare il cocktail di psicofarmaci oppure sono stati soffocati. Fondamentali a questo punto saranno i risultati dei test che diranno con certezza se ci sia stata l'assunzione dei medicinali, farmaci che Silvia comunque avrebbe rimesso nell'armadietto prima di strozzarsi con le due cinture. Nessuna boccetta è stata rinvenuta sparpagliata in quella casa di vacanza divenuta luogo dell'orrore.
Certo, l'ipotesi rimane quella del duplice omicidio-suicidio, ma a questo punto la scena del crimine sarebbe diversa. Silvia potrebbe aver somministrato i farmaci facendo cadere nel sonno i due genitori, trovati a letto con le mani giunte e le coperte rimboccate, per poi portare a termine il suo progetto diabolico. Un odio profondo, quello della donna verso la madre e il padre, che considerava oppressivi e ai quali addebitava i suoi insuccessi. La chiave di lettura della tragedia potrebbe essere proprio nei biglietti rinvenuti dai carabinieri, 2 fogli con la scritta "Maledetti", e la calligrafia, secondo gli inquirenti, sarebbe proprio quella di Silvia. Intanto il materiale rinvenuto nell'abitazione è stato sequestrato e sarà inviato ai RIS di Parma. Gli stessi carabinieri del reparto investigazioni scientifiche potrebbero arrivare nei prossimi giorni nella casa di Asiago. La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia del Veneto per avere più risorse da gestire nel territorio e alleggerire anche la parte burocratica delle imprese con la banda larga. La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia della nostra regione per avere, dice, più risorse e poterle così gestire direttamente in loco e alleggerire anche la parte burocratica delle imprese con la famosa banda larga, da cui siamo ancora molto lontani. La richiesta al governo centrale con una videoconferenza stampa congiunta con le consorelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia, regioni che con il loro PIL rappresentano il motore trainante d'Italia. Credo sia un momento importante per il Veneto proprio per fare quel salto di qualità che ci serve, ma ci serve proprio perché abbiamo bisogno di più investimenti, abbiamo bisogno che ci sia la regione che sostiene lo sviluppo economico, che sostiene le imprese, le piccole imprese, che sostenga il sviluppo anche di infrastrutture che servono al nostro paese. E resta sempre il Veneto la forza economica maggiore di tutto lo stivale. Noi facciamo il 40% del PIL in Italia e abbiamo il 54% dell'esportazione nazionale, per cui siamo 3 regioni che tirano la carretta dell'Italia. Allora, su questo credo sia importante che il nostro governo abbia un occhio di attenzione. Nella manifattura siamo forti e la piccola impresa credo che ha sviluppato anche nel periodo di crisi quelle sinergie per poter essere sempre all'altezza del prodotto nuovo e del prodotto all'avanguardia. La qualità dei nostri prodotti sono importanti, ma oltre a questo credo che nel Veneto dobbiamo sviluppare quello che abbiamo e che sviluppiamo poco, che è il turismo. Il turismo nel territorio è una cosa importante. Ed è subito polemica con le regioni del sud, Campania in testa, i timori sono quelli noti. È anche capibile che pensano che avendo l'autonomia queste 3 regioni portano via risorse a loro. È inevitabile che ci sia questo tipo di contrapposizione, ma io credo invece che non deve essere una contrapposizione, ma deve essere uno slancio per tutti. Ci spostiamo ora a Padova. Il giudice per le udienze preliminari Domenica Gambardella è rinviato a giudizio oggi 41 persone tra dipendenti dell'azienda ospedaliera e impresari delle pompe funebri al termine dell'inchiesta avviata su un giro di presunte tangenti pagate agli addetti dell'obitorio di Padova. Uno degli operatori sanitari ha invece deciso di essere giudicato con rito abbreviato ed è stato condannato a 2 anni pena sospesa. Le accuse vanno dalla corruzione alla truffa alla frode. L'inchiesta riguarda le presunte mazzette che alcuni impresari di aziende di onoranze funebri padovane avrebbero pagato a operatori dell'azienda ospedaliera addetti alla vestitura e alla conservazione delle salme in obitorio a Padova. Ed ora siamo al processo Banca Popolare di Vicenza, istanza di un pool di legali ha chiesto che Banca d'Italia e Consob consiedano nel banco degli imputati e non tra le parti civili, avrebbero dovuto operare in maniera diversa. Sentiamo.
Processo Banca Popolare di Vicenza, repliche e controrepliche, ancora un'udienza tecnica, quella che si è tenuta in aula Bunker a Mestre, dove attualmente il procedimento dal Tribunale di Vicenza è stato trasferito per carenza di spazi. Oggi è stata la volta delle parti civili replicare le questioni sollevate dai difensori degli imputati. Le repliche riguardano questioni di natura sia generale sia particolare, sia questioni relative a vizi di forma che vizi di sostanza contestati dai difensori degli imputati e sui quali noi stiamo puntualmente ribattendo. Una cinquantina almeno gli interventi, ma a contrassegnare quest'udienza è stata la presentazione al collegio giudicante di un'istanza scritta a 4 mani che mira a ribaltare completamente la posizione del processo di Banca d'Italia e Consob. L'esclusione che abbiamo chiesto della Banca d'Italia e della Consob, in quanto riteniamo che non vi siano gli estremi processuali e nemmeno sostanziali per essere nel banco, diciamo, delle parti civili. La Banca d'Italia e la Consob, a nostro modesto avviso, dovevano fare molto di più di quello che hanno fatto e quindi hanno contribuito con delle omissioni nella vigilanza a una situazione che è evidente. Anche perché in procura a Vicenza sarebbero depositate alcune denunce e querele contro l'operato di Banca d'Italia, di cui gli avvocati non sanno ancora che fine faranno, se ci sono iscritti nel registro degli indagati o se vi siano fascicoli aperti, ma di una cosa sono convinti. A nostro parere Banca d'Italia dovrebbe essere stata seduta nel banco destro degli imputati e non in quello sinistro delle parti civili. Occhi puntati sul comune di Rovigo, ancora senza giunta dopo la decisione del sindaco di licenziare tutti gli assessori. Oggi l'annuncio: entro la settimana prossima verrà formata la nuova squadra. Ancora una settimana da uomo solo al comando per il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin, che la settimana scorsa ha sciolto improvvisamente la giunta al culmine dell'ennesima crisi, tenendo per sé tutte le deleghe ad interim. Il primo cittadino però ha confermato che entro la settimana prossima svelerà i nomi della nuova squadra. Entro la settimana prossima, che quindi inizia di lunedì fino a venerdì, perché poi per firmare dei decreti di nomina bisogna avere anche i dipendenti presenti in amministrazione, quindi entro la settimana prossima tornerà una giunta dall'amministrazione comunale di Rovigo. Nessuna data certa, nessun nome certo e soprattutto nessuna indicazione su dove andrà a pescare gli assessori, se saranno uomini di partito oppure tecnici esterni e fuori dagli equilibri di maggioranza. Questo non è dato sapersi. Di sicuro dall'inizio della sua amministrazione nel 2015 questa è una delle crisi più difficili per il leghista Bergamin, che ha già affrontato 5 impassi di giunta. No, non è che ho in mente di ricomporre il puzzle della maggioranza, una maggioranza c'è già. Poi dovremmo trovare insieme la sintesi per coniugare gli aspetti amministrativi di contenuti importanti che ci vedranno da qui alla fine dell'anno destinare a questa comunità quasi 4 milioni di euro. Per arrivare a fine mandato serve una squadra che lavori bene, dice Bergamin. La vicenda di Rovigo però resta un caso unico in Italia, ma il sindaco sembra non mostrare segni di preoccupazione. Continua il lavoro, come la presentazione del bilancio previsionale con 4 milioni di euro da destinare al decoro della città e l'annuncio dell'abbassamento della Tari. Ho firmato personalmente la riduzione del 5% della Tari. Insomma, in questi giorni anche a livello nazionale gli argomenti che girano nelle amministrazioni è di concedere alle amministrazioni comunali di aumentare le imposte. Io le ho ridotte del 5%, commercianti, famiglie, artigiani, riduzione del 5%, vuol dire mettere in circolo in città 400.000 euro. Stiamo lavorando per, in questo cronoprogramma, dal previsionale al rendiconto 2018 agli equilibri di bilancio che saranno entro luglio, per destinare oltre 3 milioni di euro alla città. Ed ora invece parliamo dei nuovi assetti politici nel Consiglio regionale. Forza Italia riparte da 2 veterani. Sentiamo. Colpo di scena nel Consiglio regionale dopo l'uscita da Forza Italia di 3 rappresentanti, l'ultimo Massimo Giorgetti. Per alcune ore il partito è ufficialmente sparito, per poi ricostituirsi per mano di 2 veterani della politica regionale, Maurizio Conte e Marino Zorzato. Per loro la sfida è lanciata. C'è bisogno di un centrodestra che sia legato veramente a quelle che sono le istanze che arrivano dalla popolazione, dalla gente.
E sicuramente la Lega ha cavalcato questo finora, ma serve concretezza. È proprio questo l'obiettivo, ripartire da un Veneto che sa, che vuole avere soprattutto risposte. A fare la differenza sarà il legame col territorio. Solo recuperando consensi tra i cittadini si potrà rivedere Forza Italia nelle piazze con maggior vigore. Un impegno forte, insomma, anche per chiedere più spinta dal basso e meno decisioni calate dall'alto. Una sfida che parte da Padova. Parte da consiglieri regionali che appunto risiedono in provincia di Padova, ma c'è veramente bisogno che dalla Regione si riprenda coscienza che se si vuole rilanciare un partito che forse negli ultimi tempi si è allontanato dal territorio è proprio quello di arrivare e ripartire da quel territorio che forse molto spesso non è stato ascoltato. Rilanciare lavoro e dignità dello stipendio è la priorità. Troppo facile dall'estero strapparci migliori talenti, offrendo stipendi più adeguati al costo della vita. Io guardo soprattutto ai giovani. Forse appunto Forza Italia nel suo percorso ha guardato più magari a un ceto medio di una certa età. Ora bisogna guardare a quei giovani che invece, vediamo, stanno abbandonando il nostro Veneto. Sul piano elettorale Forza Italia, secondo Conte, deve catturare gli indecisi, quei cittadini insoddisfatti della Lega e del Movimento 5 Stelle, rilanciando il centrodestra, sostenendo l'autonomia e lo spirito liberale. E adesso a Venezia con le guide turistiche che si dividono tra storiche e autorizzate, entrambe riconosciute per legge con tesserino eppure dalle grandi rivalità. Vediamo quali nel prossimo servizio. Con Venezia nel prossimo futuro come un'esclusiva pièce teatrale a numero chiuso e superannotazione spunta un altro mondo fino ad oggi quasi sommerso per i non addetti al settore, è quello delle guide turistiche. A Venezia ce ne sono di due tipi, entrambe riconosciute per legge. Da una parte le cosiddette guide storiche, quelle cioè che hanno ottenuto il tesserino con concorso regionale, però bloccato dal 2012. Dall'altra le guide turistiche italiane, che a causa del blocco regionale si sono trovate costrette a migrare in altra regione per dare l'esame per poi praticare in centro storico, come è stato il caso della nostra guida del GTI, Hazel. Ovvio, Venezia ha delle caratteristiche, delle particolarità e delle unicità che la rende ovviamente unica, come tutti sappiamo. Non sarebbe carino spiegare un monumento se uno non ha le competenze per farlo, ma le guide turistiche italiane, l'associazione alla cui appartengo e sono socia, ci fa dei corsi di formazione, poi tutte quante noi lavoriamo in ambito veneziano. Le guide turistiche autorizzate a Venezia chiedono dunque l'equipollenza con le guide storiche per tener fede così alla legge 97 del 2013 che già prevede la figura unica come guida turistica. Adesso noi siamo autorizzate e certificate a lavorare alla pari dei nostri colleghi cosiddetti guide storiche. Quindi siamo capaci e competenti. In più la nostra associazione ci fornisce e ci dà la possibilità di fare innumerevoli corsi di formazione, perciò noi siamo competenti, lo possiamo fare tranquillamente. Patentini uguali dunque, anche se con esami diversi, con la laurea come requisito di base per tutti. Devi presentare la laurea, almeno la laurea triennale. Lei che laurea ha? Io ho la laurea triennale in lingua e letterature moderne e contemporanee occidentale ottenuta a Ca' Foscari e poi una seconda laurea magistrale. Il passante di Mestre compie 10 anni, gli oltre 32 chilometri di nuova autostrada dal 2009 ha consentito di sbloccare il famoso imbuto che si formava nel tratto autostradale di Marghera della 4. L'8 febbraio 2009 apriva ufficialmente il passante di Mestre che oggi compie 10 anni. Il tratto autostradale lungo 32,3 km da Pianiga a Quarto d'Altino che ha permesso di bypassare il vecchio tratto urbano dell'A4. Nell'ultimo anno il passante ha registrato quasi 26 milioni di transiti di veicoli con una media di circa 71.000 veicoli al giorno, di cui più di 20.000 pesanti.
Dal febbraio 2009 al 31 dicembre scorso sono stati circa 220 milioni i veicoli che hanno percorso il passante nelle due carreggiate. I dati sui flussi di traffico, afferma Luisa Serato, la presidente di Concessione Autostradale Venete, brevemente CAV, mostrano chiaramente come quella del passante di Mestre sia una sfida vinta e gli effetti positivi per il territorio siano sotto gli occhi di tutti, dice. La sfida, prosegue, da qui in avanti è implementare l'opera di mitigazione ambientale del passante che inevitabilmente ha segnato i territori attraversati. Per farlo, aggiunge, stiamo approntando la miglior soluzione tecnico-giuridica che ci permetta di realizzare il passante verde 2.0, che prevede la nascita di un polmone verde diffuso lungo tutto il tracciato, primo esempio di autostrada green in Italia. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, andiamo ora a Treviso a realizzare un ponticello per poter raggiungere un parco vicino all'azienda e permettere ai dipendenti di trascorrere un po' di tempo all'aperto. L'idea è venuta ad un imprenditore trevigiano, Francesco Celante, stare a contatto con la natura, ha spiegato, stimola anche la creatività. L'acqua, gli alberi, il parco, i rumori della natura. Che cosa c'è di meglio che stare all'aperto durante le belle giornate piuttosto che chiusi in ufficio? Così dalle parole ai fatti. L'imprenditore Francesco Celante ha pensato di realizzare un ponte che permetterà ai suoi dipendenti di raggiungere il parco che si trova al di là del fiume. Il motivo ce lo spiega lui stesso. Per lo stesso motivo per cui noi siamo qui fuori e stiamo bene. Nel senso che io penso che si lavori meglio all'aperto quando c'è bel tempo. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese che ha moltissime giornate di bel tempo e perché star chiusi in ufficio? Ormai è assodato che lavoriamo col computer, è assodato che lavoriamo con un telefonino. Tutte queste due cose qui non hanno bisogno di avere un ufficio o altro, ci possiamo sedere anche nell'erba. Così ha preso in mano la situazione ed ha deciso di realizzare la struttura. Credo che questo stimoli anche la capacità di creare cose innovative, sviluppa la fantasia. Dovrò cercare di smontare un concetto ormai consolidato, ci dice, che si lavora in ufficio mentre fuori ci si diverte solo. Dovrò riuscire a coniugare un po' il divertimento, un po' il lavoro, perché spero di poter portare la gente fuori, all'aperto, a lavorare. Quindi realizzerà un ponticello? Un ponticello che è lungo 31 metri, largo 4 e che ha le panchine sopra. È un ponte straordinariamente importante. Un messaggio chiaro che Francesco Celante vuole lanciare e che spera che possa raggiungere anche altri imprenditori. Avere dipendenti che arrivano al lavoro con il sorriso non ha prezzo. Seduti su una panchina con l'acqua che scorre ha chiara il concetto di che cos'è la vita, Pantarei, cioè tutto scorre e il tempo ci scorre e che noi lo possiamo solo utilizzare nel modo migliore. Il modo migliore ovviamente è quello di essere felici. Siccome lavorare, tutto considerato, è una necessità. La mia terra parte da Treviso, un progetto culturale e musicale per sostenere le montagne bellunesi ed aiutare le popolazioni colpite dal maltempo di fine ottobre, un'iniziativa promossa dall'assessorato alla cultura della Regione Veneto e dall'Unione Interregionale Triveneta Agis. Musica e cultura per sostenere le popolazioni bellunesi colpite dal maltempo di fine ottobre. Da Treviso parte il progetto La Mia Terra. Si tratta di 2 concerti, il primo il 23 marzo al Teatro Mario del Monaco a Treviso e sabato 10 agosto nel suggestivo Bosco degli Artisti a Falcade. Sapere che la Regione, gli amici della Pianura Veneta si stanno attivando e ci stanno aiutando in ogni modo è veramente una cosa che allarga il cuore e che ci fa essere consapevoli di avere anche tanti amici che ci vogliono bene e che ci aiutano a sostenerci. Raccontare attraverso la musica la tragedia che ha colpito le montagne venete. Il progetto, ideato dal maestro Diego Basso, porterà sul palcoscenico 54 elementi dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana e 50 giovani coristi dell'Accademia di Castelfranco.
partiremo dalla musica lirica sinfonica per poi passare alle colonne sonore, dal maestro Morricone al maestro Piovani a Francesco Sartori, per arrivare alla fine al pop rock che io poi ho trascritto in forma sinfonica, perché noi andremo lì qui in teatro ma poi in montagna con l'assoluto rispetto del volume del suono. Cercheremo di essere così in armonia assoluta con la natura e quel posto dove andremo a suonare. Intanto nelle montagne bellunesi si lavora giorno dopo giorno. Per quest'inverno le promesse sono state mantenute e i turisti hanno potuto godere le vacanze con piste da sci aperte ed ora la neve che ha reso il paesaggio meraviglioso. Noi dobbiamo riuscire a ridare entro l'estate un territorio che sia bello, che vengano ripristinate tutte le strade silvopastorali, i sentieri turistici, per permettere appunto anche d'estate la fruizione da parte dei nostri turisti. Mi fa veramente piacere che parta dalla nostra città, dice il sindaco Mario Conte, un progetto che porterà la cultura sia a Treviso che nel cuore del disastro. Noi non ci dimentichiamo quello che è successo e vogliamo aiutare a far ripartire le popolazioni bellunesi. Gli appuntamenti dunque il 23 marzo al teatro alle 21 e a Falcade il 10 agosto alle 11:30. Non perdete questa sera 20:10, ospite in studio Antonio Compostella, direttore generale dell'ULSS 5 Polesana. E questo è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo, sarà una giornata dal sapore quasi primaverile. Nel dettaglio, sul Veneto, prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime tra 0 e 3 gradi, massime comprese tra 9 e 12 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il bel tempo a dominare. Il sole sarà protagonista della giornata, non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi. Massime comprese tra 11 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche su questa regione dove il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Non si esclude qualche nevicata a quote medio-basse sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.